Con Esprit Libre si arriva in provincia di Padova, nella cittadina di Campo San Piero. Nata in epoca romana quale colonia sorta lungo l'importante via Aurelia, in epoca medievale fu un potente feudo che venne fortificato e di quest'opera restano la torre dell'orologio e la rocca, la cui torre è sede municipale. Di epoca cinque e seicentesca sono invece le eleganti ville nobiliari. Da non perdere gli edifici ecclesiali, fra cui la cappella di San Marco e la parrocchiale dedicata a San Pietro. Il santuario del Noce e quello di San Giovanni Battista sono da sempre meta di pellegrinaggi per i fedeli di Sant'Antonio, che nel 200 si ritirò in meditazione proprio in questa cittadina. Sembra che siano stati i Celti verso la fine del 600 a.C. a portare dall'Asia in Europa il cavolo. Apprezzato dai Romani che lo selezionarono, cibo tipico delle mense dei contadini nel Medioevo, accompagnamento a diversi menù regionali tradizionali. Il cavolo cappuccio è una delle tante varianti coltivate della famiglia delle crocifere, specie di verdure oggi al centro degli studi medici per le loro spiccate proprietà antitumorali. Il cappuccio si presenta con delle belle foglie lisce, di colore verde pallido e lucide, oppure rosse. Le sue grandi foglie sono tanto compattate da formare una palla oppure il caratteristico cuore. Il cavolo è una buona fonte di fibra alimentare, fornisce potassio, ferro e calcio. Il cavolo cappuccio deve presentarsi fresco e croccante ed è preferibile consumarlo crudo, tagliato finemente alla julienne o ridotto in succo. Può anche essere cotto oppure conservato sotto fermentazione in botticelle di legno o vasi, con sale, pepe e aromi fino ad ottenere i famosi krauti. Salve, sono Guizzo Fabrizio, chef del ristorante Barbesin. Oggi proponiamo un filetto di maiale in crosta con il cavolo cappuccio. Adesso i nostri ingredienti sono lo scalogno, della pancetta affumicata, del prosciutto crudo e del cavolo cappuccio già affettato, pronto per utilizzarlo. Adesso abbiamo il nostro scalogno che io ho già affettato, lo metto su una padella con un po' d'olio, prendo la nostra pancetta, è una pancetta affumicata, la taglio a dadini in modo che si distribuisca meglio dopo nel ripieno e cuciniamo tutto assieme, lo scalogno e anche la nostra pancetta affumicata. Aggiungiamo il nostro cappuccio e aggiungiamo subito il nostro vino rosso che andrebbe bene se fosse un raboso. Nel frattempo lo lasciamo qui a cucinare. Intanto prendiamo il filetto di maiale, lo condiamo con sale e pepe, un filo d'olio, e cerchiamo di sciogliere il sale con l'olio. Adesso io ho già pronta il nostro cavolo cappuccio. Questa è una pasta sfoglia che va bene anche a una qualsiasi pasta, anche a una pasta di pane. Il modo più pratico è la pasta sfoglia. Aggiungiamo delle fettine di prosciutto crudo,
Prendiamo il nostro filetto. A questo punto lo arrotoliamo, che sia abbastanza stretto. A questo punto lo mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Adesso il nostro filetto è cotto. A questo punto mettiamo la nostra po' di salsa, il cavolo e il vino rosso. Facciamo come una guarnizione. Prendiamo il nostro filetto, lo adagiamo. Questa è una foglia di pasta cotta al forno, è una guarnizione che può essere piacevole. Mettiamo una guarnizione di verde, della valeriana o qualsiasi altra insalatina. Con questo vi auguro un buon appetito, grazie del ristorante Barbesìn e arrivederci. Benvenuti a Lusie. Ci troviamo presso l'azienda agricola del signor Luigi Tempesta. L'azienda agricola aderisce all'Associazione dei Produttori Oppo Veneto. L'argomento di oggi è la coltivazione del cavolo cappuccio, cioè in pratica come l'azienda agricola tutti i giorni va a coltivare e a raccogliere un prodotto che poi voi trovate nelle vostre tavole. Quindi si diceva un'azienda agricola con dei campi, legata a un ambiente, a un territorio, perché poi siamo vicino all'Adige, quindi alluvioni, pensate nei secoli quanto terreno è arrivato dall'Adige, e la cura e l'organizzazione di uno staff tecnico che all'interno dell'azienda agricola definisce dei disciplinari, un percorso di produzione ben preciso. Cosa vuol dire disciplinare di produzione? Vuol dire che l'azienda agricola ha un percorso definito nella modalità di esecuzione, quindi nulla è lasciato al caso, la cura e l'attenzione quindi è rivolta alla genuinità del prodotto. Perché è importante questo? Perché poi noi, legato anche a un'organizzazione adeguata della logistica, fare arrivare prima possibile il prodotto che abbiamo raccolto al punto vendita, trova una migliore qualità del prodotto sulla vostra tavola, nel senso che la fragranza e la freschezza del prodotto dà maggior garanzia delle proteine e delle qualità che poi trovate a garanzia della serbevolezza. Quindi l'azienda agricola si occupa della produzione, l'Oppo Veneto con il suo staff di tecnici e la sua organizzazione commerciale si occupa della logistica per far arrivare quanto prima al punto vendita e quindi alla tavola del consumatore il prodotto raccolto. Per dirla in breve, porta in tavola la salute, ma quanto prima anche dal momento della raccolta. Salve, oggi desidero parlarvi di un ortaggio che fa parte della famiglia delle crucifere. È il cavolo cappuccio, che è, come tutti gli appartenenti alla famiglia delle crucifere, un importante protettore per quanto riguarda, per esempio, cosa importante, i tumori. Contiene sostanze che sono appunto state verificate essere agenti antitumorali, molto importanti. Contiene inoltre diverse altre sostanze come vitamine, in particolare vitamina C, che equivale a quanta ne troviamo negli agrumi. 100 grammi di cavolo mi danno circa 50 mg di vitamina C, che equivale a quella che troviamo appunto in 100 grammi di arancio, per esempio. Troviamo anche ferro, potassio e poi troviamo, anche se non molta, una quantità che mi sembra sia intorno ai 50-60 mg di calcio, che ha la caratteristica, e questo risulta da uno studio recente fatto per confronto, ha la caratteristica di essere molto ben assimilabile dal nostro organismo, anzi più assimilabile, risultato di questo studio, del calcio contenuto in latte e derivati. Il succo di cavolo sembra essere anche un acceleratore nella guarigione dell'ulcera peptica e duodenale, come va consumato il cavolo cappuccio, preferibilmente crudo per conservare tutte le sue virtù nutrizionali e terapeutiche. 100 grammi di cavolo più 100 grammi di carote centrifugate mi danno circa un bicchiere di liquido. Questo liquido bevuto tutti i giorni, fresco ovviamente, per 15 giorni, mi dà un grande vantaggio generale.
al mio organismo, un grande senso di beneficio generale. Io vi chiedo di provare questo tipo di esperienza e di comunicarmelo agli indirizzi in sovraimpressione.